Tancredi è un artista angolare rispetto al circuito di questa sala, nel senso che è un artista feltrino, studia all'Accademia di Venezia ed è, diciamo, legato sia a Emilio Vedova, con il quale tra l'altro condivide la stessa collezionista che è Peggy Guggenheim, e anche in fondo con Virgilio Guidi, che presenta la sua prima personale veneziana. È un artista straordinario, se ne accorge appunto forse per prima Peggy Guggenheim, che riesce a vendere non a donare, bensì a vendere il suo la sua prima opera, che viene acquistata dal MoMA di New York in tempi anche estremamente precoci, quindi crea in un certo senso l'artista a livello internazionale, crea letteralmente un mercato internazionale. Nel caso del Tancredi scelto da Giancarlo De Martis, è un Tancredi del 57, quindi come potete vedere è già un Tancredi completamente astratto, Tancredi maturo, un Tancredi che ha già esposto ampiamente con i grandi galleristi internazionali, principalmente con Cardazzo, sia alla Galleria del Cavallino che al Naviglio a Milano.